Resta l'allarme maltempo, anche se nel veneziano la situazione è meno grave rispetto a tutto il Veneto. L'emergenza dunque continua perché le previsioni meteo per i prossimi giorni non promettono affatto il meglio. L'eventuale bomba d'acqua che si potrebbe scatenare nella giornata di venerdì, infatti, lascia tutti con il fiato sospeso e non si può di certo dire che il peggio è passato. Se concomitanze sfavorevoli, che sono disgelo combinato con aumento quindi di temperatura e quindi un disgelo molto significativo, piogge presenti in pianura e magari purtroppo alta marea, questi fatti sicuramente combinandosi, ma questo non lo possiamo sapere perché sono fenomeni che hanno dei tempi di non prevedibilità, potrebbe generare altri problemi nella nostra regione. Anche se il bollettino meteo prevede sole per la giornata di domani, la preoccupazione è ancora dietro l'angolo e il territorio è ancora in allerta. Nel veneziano ovviamente tutta la rete secondaria, questo è un altro concetto importante della regione, ha avuto una grande sofferenza e il fatto che la rete secondaria ha avuto una sofferenza vuol dire che non sono stati dei punti localizzati o ben localizzati in cui l'emergenza si è verificata in modo sostanziale, ma questa emergenza risulta diffusa proprio perché è stata molto colpita questa rete secondaria, che è la rete capillare che coinvolge tutto il territorio regionale. Questa emergenza continuerà ancora nei prossimi giorni, non è conclusa, le quote idrometriche sono ancora sono in discesa ma rilevanti, la montagna ci riserverà ovviamente una serie di sorprese perché la neve che è caduta copiosa genererà dei problemi, quindi continueremo a monitorare in modo molto fermo la situazione.